Il Po è unico, un unico grande fiume della pianura padana. Abbiamo il dovere di unire non soltanto l'energia e le risorse, ma anche le regole, le modalità appunto di azione per essere più efficaci possibili contro una piaga che è cresciuta, che utilizza anche le tecnologie. Abbiamo bisogno della presenza dello Stato. Noi ci mettiamo il nostro, il coordinamento dei volontari, il lavoro con le province, quindi serve l'azione dello Stato attraverso le sue attività periferiche come le prefetture, perché garantisca la forza di polizia necessaria a rendere le regole di ingaggio efficaci nel contrasto di organizzazioni che non sono improvvisate. Qui abbiamo attivato un protocollo che era complicato da mettere insieme perché coinvolge molti soggetti, perché abbiamo a che fare con un fenomeno che è fatto anche di bracconieri che sono abbastanza violenti, organizzati, quindi era necessario mettere in piedi un sistema che ci consenta di agire con efficacia, coordinando però chi, pur essendo guardia volontario o pescatore sportivo, conosce il territorio, vede cosa succede, può segnalare. Da un anno a questa parte siamo partiti forte, in particolare con un progetto anche abbastanza complesso contro il bracconaggio, ma soprattutto con una progettualità comune con scopi di biodiversità, quindi tutela delle specie, rafforzamento e reintroduzione, stiamo facendo un grande lavoro sullo storione secondo me molto promettente, e gestione anche delle scale di risalita dei pesci.